2 milioni di euro a fondo perduto per il passaggio generazionale tra i titolari delle imprese sarde e i figli o i dipendenti che vorranno subentrare nella gestione aziendale. Lo stanziamento arriva dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'artigianato Gianni Chessa e andrà a interessare le quasi 4.500 imprese sarde pronte al passaggio di testimone tra padri e figli. Un provvedimento per il quale Confartigianato Imprese Sardegna manifesta soddisfazione. La successione tra padri e figli o dipendenti che vogliano subentrare nella gestione comporta infatti anche difficoltà dal punto di vista emotivo, burocratico e economico. Il contributo è destinato alle imprese con sede legale e operativa in Sardegna. A ogni attività produttiva sarà erogato un bonus tra i 15 e i 20 mila euro da spendersi per iniziative di sviluppo, di consolidamento nei settori di attività e all'acquisizione di servizi utili al riavvio dell'impresa da parte del successore. Nell'isola, secondo il dossier elaborato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati Istat del 2019, sono 4.392 le imprese a conduzione familiare con più di 3 addetti interessate da un passaggio generazionale tra il 2013 e il 2023, circa un quarto delle imprese familiari nella regione. Il settore maggiormente interessato dal fenomeno è quello manufatturiero, col 27% delle imprese coinvolte. Segue il comparto dei servizi, con il 19,4% delle imprese interessate, e quello delle costruzioni, con il 14,3% del totale delle imprese a conduzione familiare coinvolto nel passaggio generazionale. Questo è un intervento che in modo tangibile agevola il delicato passaggio di testimone tra generazioni imprenditoriali, sottolineano Antonio Mazzuzzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, e il segretario Daniele Serra. Attendiamo adesso di poter leggere la delibera e iniziare a fornire assistenza alle imprese interessate.